Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Angelo, penso che la rabbia sia ancora tanta, 48 ore di distanza, tu ti sei portato a casa anche una testata e una mano rotta dalla partita con la Pro Patria. Dispiace perché, come ho detto prima, penso che volevo perdere questa partita, ma essermela giocata in 11 contro 11, ecco. Posso solo, la Pro Patria è una buonissima squadra, l'ha dimostrato anche domenica, ma perdere così brucia perché dopo 25 minuti la partita è finita, ecco, perché penso che le partite vengono risolte sempre da episodi e questo episodio qua forse non lo so, sono cose che magari i commissari addetti all'arbitro analizzeranno, non sta a me analizzarla. Però se dà un'espulsione a Bertani, quando Santana, anche se lieve, mi colpisce con una testata così, testa a testa, l'arbitro era a 2 metri, penso se vuoi applicare il cavillo del regolamento gli dai anche il rosso, capito? E invece lui ha usato 2 pesi e 2 misure. E senza nulla togliere a Santana, alla Pro Patria, che è un'ottima squadra, aveva degli ottimi giocatori, però perdere così brucia, perché noi non ci siamo potuti esprimere in 11 contro 11, eravamo andati in vantaggio, giocavamo in casa, potevamo partire di contropiede, di rimessa come noi sappiamo fare, capito? Invece l'arbitro ha fatto di tutto per rovinare una partita, perché penso che sarebbe stata una bellissima partita, ma giocarla in 8 contro 11 penso che brucia, ecco. Io so che è impossibile, ma questa partita vorrei rigiocarla, capito? So che adesso sarà impossibile, però è un peccato perché dopo le 3 vittorie essere passati in vantaggio contro la prima in classifica brucia tanto, cioè in 2 minuti è cambiata una partita. 9 punti sono tanti dalla vetta, la rabbia può essere la spinta in più, può darvi la spinta in più per riuscire magari in queste 18 partite a colmare il gap. È dura, sì, 9 punti sono tanti, erano 10, ne abbiamo recuperati 4 in 3 partite. Ora andiamo a Crema contro un avversario difficile senza 3 titolari, ecco, perché poi abbiamo giocato in 8, ma ora sappiamo che 3 dei nostri titolari, ottimi giocatori, non ci saranno in questa partita difficile, quindi penso che sono stati danni su danni, ecco, però ora dobbiamo ripartire, è dura e già da oggi dobbiamo metterci sotto perché domenica ci aspetta un'altra partita importante e resta il rammarico perché fino al 25esimo, fino a quell'episodio, penso che è stata una partita equilibrata dove tutte e 2 squadre potevano vincere. Noi dopo il 25esimo abbiamo spento la luce, ecco, non abbiamo più giocato a calcio e la tensione e il nervosismo ha dominato, ma penso che l'arbitro poteva avere anche un po' di buonsenso nell'esaminare quella situazione, tutto qua. Poi se lui ha deciso così, come ho detto prima, queste cose saranno esaminate, ecco, però dispiace tanto. Grazie Angelo e buon lavoro. Grazie a te, ciao. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.